Le reazioni a catena sono inevitabili. Se tu fai nuoi, è normale che vai a fornire capo rinducesse. Fuh! Alla bucchina. Buonasera, sono Cristino. No, Cristina. Faccio trasformate. Perché io ho le mie sempre trasformazioni ogni tanto. Comunque, tutto blocco. Vuole strisciare le reazioni a catena. A gente si fanno contagi e nobili non lo sanno. Che bello e buono, un cristiano o una cristiana, in questi casi, se scende una volta dritta e una storta, non si ammamano, se scende storta una mattina, altro che reazione a catena, metto tutto quanto la camera in docesse, poi spilla. E vado a lisciare sulla bocca. Anzi, facete una cosa. Mettete per merda. Notate che costa tutto il contrario. Poi sapete che facete? Prendete un pesce. Un pesce poi. Dire che tenete una cosa messa in coscia. A uso catetera. E pisciate per bocca. Lavate la faccia. Chiamate per 4 bacche. Poi sapete che facete? Lavate pure la bocca, perché ovviamente facete anche una lavanda gastrica, vi disinfettate con la vostra urina infettata. Quindi forse potesse avere pure una reazione non allergica, ma forse positiva. In la faccia posso chi parla malamente di me. Tu! Spilata! In da merda da morire. Le reazioni a catena. Buonasera. Cristino. Tu!